Al via ieri la festa del mandorlo in fiore ad Agrigento con la sfilata dei gruppi folk da Piazza Municipio a Viale della Vittoria. Ampia la partecipazione di pubblico grazie anche alla bella giornata di sole. Nella settimana del mandorlo in fiore una rappresentanza di studenti dell'Erasmus provenienti da diverse scuole europee in visita oggi all'Istituto Enogastronomico Gallo Sciascia. Grido di allarme dell'Associazione Ambientalista Mare Amico sull'erosione delle coste al Viale delle Dune a San Leone. Incontro a Racalmuto alla Fondazione Sciascia sulle ragioni del sì e del no in vista del prossimo referendum della giustizia. Letizia Pace nominata nuovo assessore della Giunta Castellino con la delega alla cultura e spettacoli. A San Leone una coppia di ragazzi investiti da una donna ubriaca. L'Acagas vince a Scicli, l'Empedoclina resta in testa alla classifica per 8-1 la vittoria, con il Collesano, panoramica della domenica sportiva. Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi lunedì 9 marzo, al via ieri il 78esimo mandorlo in fiore con la sfilata dei gruppi folk internazionali, regionali e i bambini del mondo da Piazza Pirandello al Viale della Vittoria, tanta la gente che ha partecipato all'evento, complice la bella giornata di sole, ad aprire la sfilata il carro del mandorlo con in testa il sindaco Miccichè. Noi abbiamo seguito la sfilata. Al via ieri nella giornata di domenica il 78esimo mandorlo in fiore con la sfilata dei gruppi folk internazionali, regionali, bambini. Da Piazza Pirandello al Viale della Vittoria, un connubio, un unico evento capace di accomunare storie e tradizioni con una prospettiva rivolta al futuro, all'inclusione e all'integrazione. Tanta la gente che ha assistito all'evento, complice anche la bella giornata di sole, provenienti da tutta la Sicilia e non solo, che ha potuto vedere l'esibizione dei gruppi che hanno partecipato con le rappresentanze della Bulgaria, Colombia, Croazia, Ecuador, Georgia, India, Kosovo, Macedonia, Malesia, Malta, Marocco, Messico e Perù, Romania, Serbia, Ungheria e Ucraina, presenti anche gruppi di 6 nazioni per i bambini del mondo, il Costa Rica, la Bulgaria, il Kirghizistan, la Macedonia, il Messico e la Polonia, con tanti gruppi folk e il corteo storico. Ad aprire la sfilata il carro del mandorlo con in testa l'assessore Cantone e il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè. Sindaco, una battuta sulla sagra, la sagra più costosa dell'anno? Ma non è più costosa perché quello che si spende ritornerà sicuramente sul territorio. Abbiamo tutti i locali pieni, abbiamo tutti gli alberghi, tempi sold out, è qualcosa di meraviglioso. Se voi vedete la prima domenica di solito non c'è mai questo afflusso di gente, questo gran numero di turisti. Durante la settimana avremo anche degli eventi collaterali, quest'anno novità anche lo show dei droni proprio sul Tempio della Concordia per lanciare questo messaggio di pace in tutto il mondo in un momento così travagliato. Il Val d'Agragas presente anche quest'anno? Sì, ci avviamo al 75esimo anniversario il prossimo anno e quindi è una grande gioia ancora una volta essere presenti con il Val d'Agragas in occasione di questa gran bella giornata, grazie alle vostre emittenti, al lavoro che fate per diffondere ulteriormente la sagra e l'immagine di Agrigento. Siamo passati dalla neve al mare. Ma poi da dove venite? Vicino alla Francia, a 800 metri d'altezza, vicino 60 km da Torino. Il nome. Gaglione. E siete decisi di venire qua a fare la sfilata? No, dobbiamo ringraziare il paese di Agrigento che ci hanno invitato e ci hanno dato questo. Ma queste maschere sono con voi? Sì. E cosa rappresentano? Sono dei vestiti storici del 1200 e fanno dei balli celtici. I cappelli rappresentano la fine dell'inverno e l'inizio della primavera, quindi fanno dei balli per portare. Mi dica qualcosa, signora, su questo gruppo? Salve, noi siamo dell'Associazione La Perla Imperiale, siamo un corteo che
desfiliamo in abiti storici del 1550-1600, rappresentiamo la nobiltà di Castelvetrano, quindi i principi Giovanna Pignatelli. Noi ci occupiamo anche della festa del santo patrono, che è San Giovanni, organizzando il corteo di San Giovanni, quindi rappresentando tutta la vita, dalla nascita alla morte. Grazie. Buongiorno a tutti, ringrazio Agrigento per essere stati oggi qua in questa sagra della 78esima edizione del Mandorlo in Fiore. Veniamo da Castelvetrano, siamo un gruppo di 80 figuranti e ringrazio Ecogrini, ringrazio il presidente Marcello Giavarini per averci dato la possibilità come sponsor ufficiale per questo evento. Grazie. Viva la pace, tanti auguri alle donne, viva la pace! E tanti auguri alle donne, noi siamo ambasciatori. Voi sempre presenti, eh? Come? Sempre presenti. Sempre presenti, sì, a Fratelli Prontiforti, Conti di Cammarata e Duchi di San Giovanni Termini quest'anno come ambasciatori di pace 2026 e viva le donne! Grazie! Incontro oggi all'Istituto Enogastronomico Gallo Sciascia con le rappresentanze di diverse scuole partecipanti all'Erasmus provenienti da vari paesi europei in questa settimana del Mandorlo in Fiore, che hanno potuto assistere anche alla preparazione di piatti tipici siciliani accolti dalla dirigente scolastica Giovanna Pisano. Noi abbiamo seguito l'evento. Parliamo di questo momento, un momento bello con i ragazzi dell'Erasmus qui nelle cucine del Gallo. Sì, è un momento di festa perché proprio nella settimana del Mandorlo in Fiore, che come ben sappiamo è la festa dell'unione, della pace, della fraternità tra i popoli, anche noi all'Istituto Gallo Sciascia stiamo realizzando questo tipo di accoglienza nei confronti dei ragazzi che provengono dalla Germania, dalla Danimarca e dall'Olanda, con cui abbiamo iniziato un rapporto di partenariato Erasmus e che vede adesso ospitare un gran numero di ragazzi accompagnati dai loro professori e dai loro dirigenti scolastici. Oggi abbiamo voluto accoglierli nel modo forse che caratterizza di più la nostra sicilianità, cioè nelle nostre cucine, nel nostro bar, perché vogliamo non solo che essi fruiscano, possano essere deliziati, diciamo, dalle nostre prelibatezze culinarie, ma vogliamo che assieme ai nostri ragazzi, assieme ai nostri professori lavorino nei laboratori di cucina, nei laboratori di sala, nei laboratori di accoglienza per entrare immediatamente dal primo giorno nello spirito della familiarità, dell'accoglienza e dell'amicizia. Quale caratteristica assume oggi questo incontro tra, diciamo, gli studenti che vengono dall'estero e quelli dell'Italia? Quale sarà il valore aggiunto per i nostri, ovviamente, di questo incontro? Allora, intanto è sarà una settimana piena di attività di collaborazione internazionale tra questi gruppi provenienti da 3 diversi stati europei, all'insegna della concordia e dell'amicizia, che è il valore principale che caratterizza la settimana del Mandorlo. Le attività sono tutte incentrate su questi principi e sugli obiettivi dell'Agenda 2030 di sviluppo sostenibile. Tant'è vero che i ragazzi stanno creando dei cocktail
hotel, riciclando dei prodotti, andremo a valorizzare il nostro patrimonio storico e culturale domani andando alla Valle dei Templi, prendendo parte alla cerimonia dell'accensione del tripode dell'amicizia, e poi faremo tantissime altre attività che permetteranno questa unione tra popoli che in questo momento più che mai è auspicabile, insomma. Ecco, la scelta della settimana del Festival del Mandorlo è stata casuale o è stata una scelta ponderata e concordata? È stata una scelta ponderata e concordata, perché proprio questo è il senso dell'Erasmus, proprio il motto dell'Erasmus è: arricchisce la vita e apre la mente, arricchisce la vita attraverso lo scambio culturale tra i popoli, all'insegna della pace, parola che più che mai in questo momento vorremmo sentir pronunciare. Allora, parliamo di questa esperienza qui ad Agrigento, nella settimana della Festival del Mandorlo in Fiore. Dice che ovviamente la fioritura del mandorlo simboleggia la ripresa della vita in primavera ed non può che essere un'esperienza meravigliosa. Quale scuola rappresenta? Da dove vengono e quanti ragazzi sono? Where are you from? Which school? Ok, vengono dalla Baviera e avete quanti? 1100 studenti dalla Baviera. E qui invece quanti ne hanno portati? How many students did you take here? We have 9 students here. 9 studenti. 9 studenti. Chef, cos'è che stiamo preparando? Oggi abbiamo preparato degli amaretti per farli vedere ai nostri ospiti e del riccio di mandorle. Infatti ci sono i ragazzi dei nostri ospiti che stanno preparando il riccio di mandorle, fatti con mandorle, zucchero e albume d'uva. Ecco, li stanno gustando, insomma, li Sì, hanno graditi? già hanno degustato il riccio di mandorla, infatti sono qua. Guardi me. E già hanno degustato i ricci di mandorla e poi gli insegnanti se ne resteranno qua e sono ospiti nostri facendo un pranzo della cucina siciliana. Ecco, che pranzo offrirete? Oggi faremo un'insalata di arance con finocchiette e acciughe e olive taggiasche, poi faremo un risotto con i carciofi e poi faremo pure dell'arrosto con funghi e la torta mimosa. Torta mimosa e facciamo una mousse di ricotta più la macedonia. Allora, da dove viene, che esperienza è questa nella settimana del Mandorlo e quale messaggio porterete da Agrigento nella vostra terra? È una bellissima esperienza, sono qui per questa settimana per imparare, insomma, qui insieme con noi. Sono felice di stare qui, noi italiani siamo molto amichevoli e si stanno facendo i ragazzi un sacco di amicizie e stanno imparando tante cose insieme. I would like to stay here a few days longer. Le piacerebbe rimanere qui qualche giorno in più.
E ancora una volta l'associazione ambientalista di Agrigento, Mare Amico, interviene sull'erosione della costa a San Leone che continua ad avanzare il servizio. Ancora una volta l'associazione agrigentina ambientalista Mare Amico, rappresentata da Claudio Lombardo, interviene sull'erosione costiera a San Leone che sta continuando ad avanzare. Sta sparendo una nuova porzione di duna e il mare si appresta a inghiottire anche il boschetto del Viale delle Dune. Da anni Mare Amico Agrigento segue questa lenta agonia della più importante spiaggia agrigentina. Sappiamo, continua Lombardo, che il Comune di Agrigento, la Regione Siciliana e il Ministero dell'Ambiente hanno promesso interventi per contrastare l'avanzamento del mare, ma purtroppo tardano ad arrivare. Mare Amico lancia un nuovo grido di allarme: intervenite subito. E come dice il proverbio siciliano, mentre un medico studia, l'umalato si fa la via. L'erosione ad Agrigento continua a fare danni. Ma la cosa più triste è che siamo in presenza di un grossissimo finanziamento da parte del Ministero dell'Ambiente e dell'assessorato regionale al territorio e ambiente di circa 50 milioni di euro. Questi soldi purtroppo non vengono spesi e noi dobbiamo assistere in silenzio a questa agonia della nostra spiaggia. La riforma della giustizia, le ragioni del sì e quelle del no. In un incontro dibattito alla Fondazione Leonardo Sciascia di Racalmuto, le interviste a Roberto Passalacqua, magistrato, all'avvocato professor Vincenzo Vitale e al sindaco di Racalmuto Calogero Buongiorno, il collega Nicola Giangreco. Dottore Passalacqua, ci sono ancora le possibilità di poter avere una buona giustizia nel nostro Paese? Certamente mi auguro che ci sono. Quello che sicuramente non è vero è che questo referendum al quale siamo chiamati è un referendum per organizzare la giustizia, per avere una giustizia più giusta. Sicuramente è un referendum che interessa anche il cittadino e quindi invito tutti ad andare a votare perché è un referendum confermativo e quindi non c'è quorum e ogni voto conta. Ma è ovviamente un referendum che regola l'ordinamento giudiziario. Il cittadino è interessato ad avere un ordinamento giudiziario corretto, è interessato ad avere una divisione fra il pubblico ministero e il giudice che lo deve giudicare, è interessato ad avere parità tra le parti e quindi tra il difensore e il suo difensore e il pubblico ministero, ed è altresì interessato anche a avere una magistratura che sia diretta da persone meritevoli, capaci, giudicate per il merito e non per il criterio di appartenenza, come oggi purtroppo è con il sistema degenerato delle correnti in magistratura. Avvocato, è ormai imminente il prossimo referendum sulla riforma della giustizia in Italia. Quante buone possibilità abbiamo di vedere davvero una buona giustizia nel nostro Paese? Ma io non lo so, non so quale sarà l'esito del referendum evidentemente. So però che se vincerà il no, per i prossimi 20 anni non se ne parla completamente. Se vincerà il sì c'è qualche speranza, perché ci sarà un nuovo assetto dell'ordinamento giudiziario, il che significa necessariamente anche un migliore funzionamento della giustizia. Una sola osservazione per questo. Col nuovo assetto, siccome il giudice sarà completamente separato dal pubblico ministero, sempre che vinca il sì, io lo spero, e a differenza di quello che accade oggi il 98% delle richieste di rinvio a giudizio del pubblico ministero il GIP le accetta supinamente e quindi il dibattimento si ingolfa con centinaia di processi che potrebbero essere invece non celebrati. Se sarà vincente il sì, questo 98% per forza di cose diventerà 70-60 e molti processi che oggi vengono celebrati inutilmente non saranno celebrati. Il risultato sarà velocizzare la giustizia. Sindaco, quello sulla giustizia fu un argomento tanto caro anche a Leonardo Sciascia. Oggi se ne discute anche in prossimità del prossimo referendum, la riforma sulla giustizia. Direi più che uno dei temi di Leonardo Sciascia, la giustizia è il tema di Leonardo Sciascia. Tutte le sue opere hanno un filo conduttore che è appunto la giustizia, il diritto
E certamente in un momento nel quale a livello nazionale si parla di giustizia e del prossimo referendum, non poteva la fondazione dedicata allo scrittore di Racalmuto non poteva organizzare un convegno per parlare in generale dei temi della giustizia ed in particolare del referendum che stiamo vivendo. Abbiamo illustri ospiti che certamente illustreranno le varie posizioni relative al referendum. Così cercheremo anche di capire meglio dai tecnici, abbiamo valenti magistrati, cercheremo di capire bene nel merito qual è il tema centrale del referendum, perché mi pare che per certi versi si stia un po' strumentalizzando, stia scivolando sul terreno politico delle contrapposizioni tra i vari schieramenti. E invece bisogna, credo, entrare nel merito per capire quali sono le ragioni di questo referendum e per poter orientarsi ciascun cittadino con la propria coscienza, valutando tutte le opzioni in campo e poi scegliendo serenamente. Per l'avvocato Bongiorno cosa serve votare? Beh, guarda, io non voglio influenzare proprio in questo momento, anche perché oggi abbiamo questo convegno. Ho le mie convinzioni che espliciterò, però in questo momento, per un fatto di rispetto complessivo a tutte le posizioni, non mi pronuncio ufficialmente oggi. Certamente ho le mie convinzioni che espliciterò nei prossimi giorni. Andiamo adesso a Palma di Montechiaro, dove la consigliera comunale Letizia Pace è stata nominata nuovo assessore nella giunta del sindaco Stefano Castellino, con delega alla cultura e spettacoli. Oggi, 5 marzo, abbiamo proceduto a un piccolissimo riassetto in giunta. Si è dimesso l'assessore Angelo Incardona, che ringraziamo per l'impegno profuso in questi mesi. È stato davvero un impegno importante, pieno di passione e di dedizione alla missione di assessore. Rimarrà in consiglio comunale e quindi potrà dare il suo contributo ancora al progetto verso la nostra città di Palma di Montechiaro. Del resto, tutti coloro che hanno avuto, diciamo, l'avventura di essere parte dell'esecutivo hanno poi comunque continuato in un modo o nell'altro a servire Palma, perché l'amore per la città è un amore condiviso. E parlando di amore per la città, amore per la cultura, amore per la nostra Palma di Montechiaro, chi meglio di Letizia Pace può rappresentare tutto ciò? Infatti siamo felici e orgogliosi che Letizia, già primo presidente donna della storia di questo paese, perché è stato il Presidente del Consiglio nella prima consigliatura e la prima donna a rivestire quel ruolo, sì, oggi ha giurato come assessore della mia giunta. Sono davvero orgoglioso e onorato di averla parte della squadra e in Consiglio Comunale dall'inizio, e quindi sì, tra coloro i quali addirittura anche prima hanno contribuito alla creazione di questo progetto per la città, ma averla in giunta, averla nell'esecutivo per me è motivo di grande gioia e di grande orgoglio. È inutile negarlo, c'è un rapporto di stima, di amicizia, di affetto che ci lega, e oggi potremmo collaborare così come già fatto quando eri presidente, così come abbiamo fatto in questi anni del Consiglio Comunale, ma saremo a stretto contatto giorno e notte praticamente a servire il Palma di Montechiaro all'interno dell'esecutivo della città. Buon lavoro Letizia, ti vogliamo bene e siamo orgogliosi di te. Grazie. Io solo 2 parole, non nascondo che sono emozionata e ringrazio il sindaco Stefano Castellino e l'amministrazione per la fiducia che è accordatami e che dire, io lavorerò giorno, vabbè, notte, ci organizziamo. Lavorerò costantemente secondo i miei principi, che sono quelli della verità, della trasparenza, per il bene comune, per il bene della mia amata città. In questo quindi incarico ce la metterò tutta, non sarà solo un ruolo che io rivestirò, ma sarà sicuramente un servizio per la mia città. Grazie. Per via della guerra con l'Iran, in Sicilia i prezzi del carburante sopra la media nazionale, l'intervento della CNA Fita che chiede misure straordinarie. I colleghi di Messina. In Sicilia fare il pieno costa più caro che nel resto d'Italia.
Un aumento che rischia di mettere in ginocchio il settore dell'autotrasporto di merci e persone, già duramente provato dalle tensioni internazionali e da una complessa vicenda giudiziaria interna all'isola. A lanciare l'allarme è la CNA Fita Sicilia, che parla di una vera e propria tempesta perfetta, determinata dalla concomitanza di due fattori: l'impennata dei prezzi legata al conflitto in Iran e il braccio di ferro in corso attorno alla raffineria ISAB di Priolo. I rincari registrati dopo l'inizio delle ostilità in Iran sono immediati e ingiustificati, dichiarano Giorgio Stracquadanio e Daniela Taranto, responsabili di CNA Fita Sicilia, perché il carburante oggi erogato proviene da scorte acquistate prima dell'escalation. A questo si aggiunge una distorsione tutta siciliana: il contenzioso giudiziario e finanziario tra ISAB e Lukoil Italia sulla gestione della raffineria di Priolo. L'impianto siracusano è uno dei più grandi d'Europa, copre circa l'80% del fabbisogno di carburanti dell'isola e quasi un terzo di quello nazionale. I blocchi temporanei nelle forniture e le incertezze gestionali proseguono, stanno generando un'ingiustificata lievitazione dei prezzi alla pompa, che in Sicilia risultano ormai superiori alla media nazionale. Una situazione che rischia di avere effetti pesanti sulle imprese del settore. Secondo le stime della CNA, nel breve periodo l'aumento del costo del carburante può tradursi in circa 3.000 euro di spese aggiuntive per singola impresa. Se la crisi dovesse protrarsi, il conto potrebbe superare i 15.000 euro. Di fronte a questa emergenza, afferma Salvatore Ranno, presidente di CNA Fita Sicilia, non possiamo accontentarci di dichiarazioni di intenti o di promesse vaghe. Chi governa deve assumersi responsabilità chiare e adottare misure urgenti. L'autotrasporto è un settore strategico per l'economia dell'isola e non può essere lasciato solo. A livello nazionale, CNA Fita ha già chiesto al governo l'introduzione di un credito di imposta straordinario da finanziare con l'extra gettito IVA. Ma per la Sicilia, sottolinea l'associazione, servono interventi specifici. Chiediamo alla regione siciliana di attivarsi immediatamente su due fronti, aggiungono Stracquadanio e Taranto. Innanzitutto convocare con urgenza un tavolo di crisi per affrontare la disputa che coinvolge le imprese dell'impianto di Priolo e riportare stabilità nel mercato. In secondo luogo stanziare risorse immediate. Proponiamo l'istituzione tramite IRFIS e CRIAS di un fondo dedicato alle imprese di autotrasporto merci e persone, sia industriali sia artigianali. Il fondo dovrebbe prevedere un contributo a fondo perduto pari al 30% per l'acquisto di scorte di carburante effettuato a partire dal 1 gennaio 2026. In un momento così complesso, conclude Ranno, il settore ha bisogno di attenzione e di misure concrete per continuare a operare e sostenere l'economia siciliana. Non possiamo più aspettare. Linea alla regia per la pubblicità. È accaduto nelle ore notturne in via Ferdinando Magellano, quasi all'altezza del Viale delle Dune, nel quartiere di San Leone. Un ragazzo e una ragazza sono stati investiti da autovettura guidata da una donna risultata sotto gli effetti alcolici. Erano stati in un locale al momento di attraversare la strada e sono stati travolti da una Fiat Panda guidata da una trentenne agrigentina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo automobile, i militari della Guardia di Finanza di Agrigento, che si sono occupati della ricostruzione della dinamica dell'incidente. La donna, alla guida dell'autovettura, è stata sottoposta ai controlli ed è risultata essere alticcia. È stata denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento. Grave incidente automobilistico sulla strada statale 113 settentrionale Sicola. Muore un giovane di 33 anni. Il servizio dei colleghi di Messina. Ancora sangue nelle strade di Messina. Un sabato pomeriggio che doveva trascorrere, come tanti altri, si è trasformato in una tragedia lungo la strada statale 113, all'altezza della località Timpazzi. Erano circa le 18 quando l'auto con a bordo 2 giovani è uscita improvvisamente di strada, terminando la sua corsa contro un albero ai margini della carreggiata. Nell'impatto ha perso la vita Giorgio Pagano, 33 anni, originario di Messina,
è molto conosciuto nella zona delle Masse. Il giovane viaggiava secondo una prima ricostruzione sul sedile del passeggero. Per lui non c'è stato nulla da fare. I soccorritori del 118, arrivati rapidamente sul posto, hanno potuto soltanto constatarne il decesso. Il conducente dell'auto, un amico quasi coetaneo, è rimasto ferito, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Illeso invece il conducente di un secondo veicolo coinvolto indirettamente nell'episodio. Il conducente della vettura, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, ha perso il controllo del mezzo che ha prima divelto un tratto di guardrail e poi è finita violentemente contro un albero che costeggia la statale. Un impatto devastante che non ha lasciato scampo al 33enne. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale ANAS, i carabinieri e gli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale, rimasti a lungo per effettuare i rilievi utili a ricostruire con precisione la sequenza degli eventi. Presente anche il medico legale per un primo esame della salma. La notizia della morte di Giorgio Pagano si è diffusa rapidamente a Massa San Giorgio, il villaggio dove il 33enne gestiva il bar, punto di riferimento e di ritrovo per gli abitanti delle 4 Masse. Nelle ore successive alla tragedia, decine di messaggi sono apparsi sui social da parte di amici e conoscenti. Parole che raccontano la figura di un giovane solare e disponibile. Il parroco Don Giuseppe Giunti ha affidato ai social della parrocchia un pensiero carico di fede e dolore. Era un giovane ben voluto da tutti. Siamo certi che il Signore della vita gli spalancherà le porte del cielo. Non chiediamo perché ce l'hai tolto, ma ti ringraziamo perché ce l'hai donato. Inaugurata a Palermo la mostra Amatissima Franca, il dipinto ritrovato di Franca Florio, svelato al pubblico un ritratto inedito del 1895 riemerso da una collezione privata, i colleghi di Palermo. Grande partecipazione di pubblico a Palermo per l'inaugurazione della mostra Amatissima Franca, il dipinto ritrovato di Franca Florio, aperta ieri al Museo della Ceramica Florio e delle Arti Decorative nella Giornata Internazionale della Donna. Esposto per la prima volta un ritratto inedito del 1895 dedicato alla celebre nobildonna siciliana, riscoperto dagli studiosi palermitani Vincenzo Profetto e Antonio Locascio, un'opera di grande fascino che arricchisce il percorso del museo e che sarà visitabile fino al 12 aprile. Secondo me è un'importanza notevole perché aggiunge un documento alla già ricca disponibilità di raffigurazioni di questa che fu identificata come la regina di Palermo e che dà un'ulteriore conferma di quello che era il suo prestigio a livello sociale, che era un riferimento anche per misurare la capacità degli artisti. Ed era un soggetto che si prestava in varie proiezioni alla rappresentazione delle sue forme, ma soprattutto di quello che lei rappresentava, e cioè un simbolo della Belle Époque. Noi la possiamo collocare questa immagine nei mesi, se non negli anni immediatamente successivi al matrimonio, e ci danno anche una informazione per quello che era il gusto dei gioielli verso un abbigliamento di classe e soprattutto uno stile che hanno contribuito a renderla personaggio unico della storia, tra le storie più belle della nostra città. Esposta per la prima volta un'opera straordinaria del 1895 che abbiamo avuto la fortuna di trovare. Quando l'abbiamo vista non abbiamo avuto dubbi, si trattava ed è in effetti Franca Florio. Lo si capisce per i tratti del viso e per il profilo importante, ma anche per i gioielli indossati, infatti è noto il Collier des Chênes di Cartier. Da storici abbiamo approfondito le ricerche e abbiamo trovato una fotografia di Donna Franca Florio autografata, usata probabilmente come studio preparatorio. Passiamo ora a un'ampia pagina di notizie sportive. Dopo la vittoria in trasferta a Massa Carrara, il Palermo guarda allo scontro diretto con il Monza in programma sabato prossimo. I tifosi rosanero contenti a fine gara, i colleghi di Palermo. Vittoria veramente molto sofferta, dobbiamo pigliarci questi 3 punti a Monza. Sempre forza Palermo! È una partita, vittoria fondamentale visto anche i risultati delle altre partite. Il Palermo ha sofferto
come spesso accaduto nelle ultime trasferte, però finalmente portiamo a casa una vittoria in trasferta che è fondamentale. E ora sabato ce l'andiamo a giocare a Monza. Speriamo di andare bene. È stata una partita molto sofferta, però alla fine abbiamo vinto e adesso abbiamo la possibilità di avvicinarci a Monza. Dai, Palermo ha giocato una brutta partita in trasferta, campo difficile, qui ci hanno perso un po' tutte le grandi e ci hanno vinto a fatica, però siamo vivi e l'importante ora è ricaricare le energie per Monza. È una partita soffertissima, però penso che sia stata una delle vittorie più belle che abbiamo fatto quest'inverno. Okay. La prossima, già siamo al Monza, la testa al Monza. Speriamo di arrivare in Serie A. Allora, partita difficile, secondo me partita molto dura perché loro erano bravi sulle seconde palle, noi eravamo stretti, però a volte era un po' complicato perché loro avevano Finotto, Asa che hanno giocato bene, pure la corsia lì, forse Giasi meglio che ha fatto soltanto un tempo perché è inguardabile. Meno male alla fine abbiamo resistito, anzi grazie a Segre e Beresischi che hanno giocato bene. Quindi 1-0 ce lo portiamo a casa, siamo a -1 sul Frosinone, -3 dal Monza, forza Palermo sempre. È stata una bellissima partita e si va a Monza ora a -3. Vediamo adesso una panoramica dei maggiori avvenimenti della domenica sportiva curata dal collega Carmelo Lentini. Il campionato di Serie D Girone I ha osservato una giornata di sosta per lo svolgimento del trofeo Viareggio. Si riprenderà domenica prossima 15 marzo con il Castrome Favara impegnato alla Venezia Terma contro il locale Vigor, mentre la Nissa se la vedrà fuori casa con il Messina. Un altro match tra titani si giocherà sicuramente a Barcellona Pozzo di Gotha, dove andrà in scena 9G Regina. Ed ora l'eccellenza A, vittoria esterna per il Camarat che spugna il campo del Bagheria Cittadelle Ville per 1-3 e mantiene la seconda posizione alle spalle del capolista Licata. Quest'ultimo ha vinto a Leotta superando di slancio il Bagheria 90-0-11 per 3-0. Completo il trittico delle agrigentine vincenti in questa giornata, l'Unitas Sciacca che passa a Misilmeri con il risultato di 1-3. Ed ora spazio ai campionati di promozione. Seconda sconfitta stagionale per il capolista Aragona, che cede di misura 1-0 sul campo del Città di Marineo. Una sconfitta che non ne pregiudica il cammino aragonese e mantiene ugualmente un buon vantaggio sull'immediata inseguitrice. Nuova sconfitta interna invece che brucia per il Casteltermini 1-3 e in uno scontro diretto che doveva essere vinto a tutti i costi. Vince il Gemini nell'anticipo del sabato per 1-3, mentre buon pari esterno per la Margheritese 1-1 sul campo del Mazzara. Invece per quanto riguarda la promozione Girone D continua la lotta a distanza tra Agregas e Priolo, con quest'ultima che ha superato il Pro Ragusa con il risultato di 2-0, ristabilendo così le distanze in classifica generale. Vince a suon di reti il Santa Croce Soccer, prossimo avversario della compagine dei Templi, che verrà anticipata a sabato 14 marzo allo stadio Totorusso. Ritornando all'Agregas, ha vinto a Scicli in anticipo con il più classico dei risultati, il 0-2, e guadagna 3 punti importanti. Troppo netto il divario tecnico tra le due squadre, che ha visto quasi subito l'Agregas prendere in mano le redini del gioco. All'ottavo Tripoli trova il vantaggio con un tiro dal limite. Blanda la risposta dei padroni di casa, che alla mezz'ora al 30° subivano ancora una rete, il raddoppio di Marrone, a conclusione di un'azione convulsa ai limiti dell'area. Nel secondo tempo non succederà più nulla, ed ora testa al prossimo match che vedrà la compagine del tecnico Sebi Catania ospitare appunto il San Croce Soccer, attuale quinta forza del campionato, che nella gara di andata riuscì a pareggiare per 1-1. Ed ora spazio alle interviste. E l'Agregas, nonostante la mancanza dei tifosi, vince nell'anticipo giocato sabato per 2-0. Intervista. Con Sebi Catania, allenatore dell'Akragas, dunque altra vittoria che comunque non è stata facile in questo campo oggi a Scicli.
Ma assolutissimamente, sapevamo delle difficoltà della partita perché sappiamo che comunque lo Scicli in casa è una squadra abbastanza temibile, per cui per noi è una vittoria importante che ci permette di continuare il nostro percorso e continuare a sperare comunque che il Priolo possa fare qualche altro passo falso, ma comunque io devo dire che noi dobbiamo guardare a noi, dobbiamo cercare di fare quante più vittorie possibile da qua alla fine del campionato e poi alla fine tireremo le somme. Un campo difficile anche il terreno di gioco, considerando che l'Akragas è abituato a giocare in campi in erba, dobbiamo dire che comunque sono pochi ormai i campi in terra battuta. Ma guarda, io tornando qua ci sono stato per una piccolissima parentesi tanto tempo fa, per cui i tempi di Donzella, Belluardo, Mimmo Arrabito, tutti ragazzi per bene, giocatori di altri tempi, per cui io credo che i tempi sono cambiati, i terreni diciamo che va bene, quelli sintetici, però ogni tanto ritornare qua magari a qualcuno ci fa bene, gli fa capire che il calcio che facevamo noi magari era un calcio più passionale, un calcio più vero, un calcio più difficoltoso. Va bene l'evoluzione, però dico sempre, anche soprattutto ai giovani, che ogni tanto guardarsi indietro e vedere il calcio quello nostro non gli farebbe male. L'Akragas che guarda dunque alla prossima gara e come appunto dicevamo in precedenza un Akragas che punta senza dubbio a quella che sarà la prossima stagione. Guarda, la prossima stagione ancora aspettiamo, noi siamo nel pieno di questa stagione perché siamo in corsa sia in Coppa che in campionato, abbiamo avversari di tutto rispetto, vedi l'Orlandina in Coppa, ribadisco, vedi il Priolo che sta facendo qualcosa di eccezionale e tutte le squadre comunque che stanno rendendo questo campionato avvincente, Santa Croce, Scordia, Proracusa. Un campionato è complicato, un campionato difficile, è bello perché è più combattuto. Però ribadisco, dobbiamo stare noi sereni, piedi per terra, umiltà, lavorare tanto e giocarci tutte quelle che sono le nostre carte. Alla fine di Scicli Akragas siamo con mister Angelo Tasca, dunque non era facile, come si diceva alla vigilia sulla carta questa partita, però voglio dire lo Scicli non ha sfigurato nonostante la sconfitta per 2-0 contro gli agrigentini. Ma è stata una buona prestazione da parte nostra, è chiaro che quando fai certi errori con queste squadre li paghi a caro prezzo ed è quello che è successo oggi. Come ha visto l'Akragas, nonostante dicevamo sulla carta appunto sicuramente tecnicamente è una squadra che viaggia nelle zone alte della classifica. Ma più che loro io diciamo che ho guardato la mia di squadra e oggi non c'è niente da rimproverare a questi ragazzi che hanno dato tutto quello che avevano. Partita dunque che domenica sarà importante, quella che si giocherà al Caitina contro il Frigentini per la corsa alla salvezza. Ma mancano 5 partite alla fine, penso che non siamo in condizione di poter fare calcoli, noi dobbiamo giocare ogni settimana per prendere 3 punti, questo è quello che conta. C'è quella settimana che ci riesce, c'è quella che come oggi insomma abbiamo regalato qualcosa. Oggi giornata a Cremisi, il pubblico magari non ha risposto al 100%, ma il gruppo Ultra sicuramente è stato protagonista anche oggi. Ma senza dubbio questi ragazzi vanno veramente sempre ringraziati e soprattutto vanno a cercare qualcosa che noi in questo momento non gli stiamo dando, per cui siamo sempre presenti, siamo insieme fino alla fine e vediamo di portare lo Scicli alla salvezza. Torna a vincere dopo il pari di domenica scorsa l'Empedoclina di Mariano Cordaro con un risultato tennistico ai danni del giovanile Collesano per 8-1, restando in testa al campionato con 47 punti, seguito dal Cianciana con 46, il collega Lentini. E completiamo questa pagina sportiva con il campionato di prima categoria Girone B. Torna a vincere dopo il pari di domenica scorsa l'Empedoclina di Mariano Cordaro con un risultato tennistico ai danni del giovanile Collesano. 8-1 il risultato finale.
Anche le immediate inseguitrici hanno vinto tutte, mantenendo invariata la classifica generale. Il Fada infatti ha superato 5-2 lo Sporting Termini, il Cianciano ha espugnato 1-3 il campo difficile del Prince, mentre l'Alessandria La Rocca ha superato di misura la Belsitana per 2-1. A 3 giornate dalla conclusione del campionato la lotta si fa sempre più cruenta e il prossimo turno l'Empedoclina sarà impegnato fuori casa con lo Sporting Termini, il Cianciana con il Colomba Bianca, mentre il Fada giocherà fuori casa sul campo della Belsitana. Infine l'Alessandria La Rocca sul terreno dei Rangers, ultima in classifica. E questo è tutto per l'edizione di TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268, il digitale terrestre, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 con replica la mattina alle 9. I nostri servizi inoltre si possono vedere sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.